Buonasera, grazie di aver vinto le intemperie e di essere qui questa sera ad ascoltare. Allora, la scoperta della spiaggia, la cura e il piacere nelle acque. Cominceremo da dove abbiamo finito la volta scorsa, perché evidentemente la volta scorsa abbiamo parlato della cura e del turismo per cura nelle acque, dal Veneto fino a Venezia, e eravamo arrivati appunto alla città di Venezia. Scusate, l'indicazione bibliografica, dopo me la chiedete e ve la do prima. Voi trovate molte di queste informazioni che vi do questa sera nel mio libro Le Terme di Venezia, dove parlo appunto di tutta la trasformazione dalla Venezia termale alla Venezia balneare. Vi dicevo, cominciamo quindi dal progetto con cui avevamo chiuso la volta scorsa, del grande stabilimento termale, del grande Kursaal, che era progettato, era stato bandito per concorso dal Comune di Venezia nel 1852 e era stato progettato da Ludovico Cadorin e soprattutto finanziato da un imprenditore molto audace che stava investendo proprio sul futuro della Venezia balneare, e questo imprenditore si chiamava Giovanni Busetto Fisola. L'edificio, il Kursaal che avevano proposto, era lungo 600 metri, largo 46, con 150 stanzini con vasche e camerini attrezzati per fangature, per bagni dolci e salati, per ogni tipo di riabilitazione e di massaggio. Aveva 3 ampie piscine per i nuotatori, 500 stanze per gli ospiti, teatri, ristoranti, sale da ballo, giardini pensili, come voi potete vedere anche da un'altra immagine. Partiva dalla piazza vicino cioè dal molo vicino a Palazzo Ducale, e arrivava fino ai giardini. Fu approvato nel 52, ma nel 54 il progetto venne cassato dagli austriaci per motivi militari, perché dai giardini pensili e dalle terrazze si sarebbe potuto vedere la postazione militare che era San Giorgio. E poi dicono sì, e poi avrebbe potuto anche diciamo danneggiare l'estetica della Riva degli Schiavoni. In realtà erano preoccupati perché questo grande edificio, che si snodava così lungo per 600 metri, avrebbe occultato tutta la parte dietro del transito. Quindi, siccome avevano paura in continuazione di rivolte, il 52 era dopo il 48, no? E quindi dovevano deprimere tutte le attività veneziane. Il Busetto Fisola però aveva proposto altri 2 stabilimenti, quindi non solo si sarebbe sobbarcato l'impegno economico di creare questo grande stabilimento termale di Venezia, talassoterapico ovviamente, ma anche avrebbe creato un nuovo stabilimento bagni. Questo che era stato creato nel 1933 dal Tommaso Rima, cioè dal medico chirurgo primario dell'ospedale civile. E allora, fra l'altro, questo stabilimento balneare, che era appunto galleggiante, che lo aprivano a giugno e lo chiudevano a settembre, nel 1856 sembrava, dicono le gazzette, un chiosco gigante. Aveva una piscina per esperti di 99 piedi per 35, una per principianti di 43 piedi per 27. Vi do queste misure, anche se magari non vi rendete conto della corrispondenza piedi-metro, ma per farvi capire quanto fosse un business importante nella città di Venezia questo. E poi soprattutto vi erano, pensate, camerini, 100 spogliatoi, 100 bagni separati per donne, 33 per uomini. Una vasca e 2 sirene per le donne. Le sirene, vi avevo già detto, che erano queste barche alle quali veniva tolto il fondo e dove le signore potevano, in assoluta privacy, prendere il bagno. Allora non si nuotava, ma si pensava che il bagno fosse terapeutico, restando dentro all'acqua salata. Quindi quando
nel 1954 il regime austriaco cassa il progetto del Fisola, e questo fra l'altro aveva in idea anche di creare un terzo stabilimento sul Lido, sulla riva, sulla spiaggia del Lido, addirittura con delle rotaie che portavano i clienti a respirare l'aria di mare sopra ai flutti. Quindi aveva fatto veramente un investimento che avrebbe trasportato Venezia fra le grandi città termali europee. Cassato tutto questo, non gli resta che investire al Lido. Ma il Lido allora era un'isola fatta di ortaglie. Sì, ci andavano i nobili ancora fin dal Settecento, così per le loro avventurette amorose, perché c'erano queste, raccontano gli inquisitori di Stato, queste donnine che andavano con i patrizi e allora prendevano i bagni. Insomma, era il contesto ideale per qualche scappatella. Ma il Lido soprattutto era famoso per i luni d'Alio. I lunedì che nel mese di settembre tutta la popolazione festeggiava assieme ai lidensi, assieme agli ortolani, e faceva queste feste che si chiamavano appunto i lunedì del Lido. Ma nel corso dell'Ottocento, con la grande fortuna dei bagni, ecco che si comincia anche ad utilizzare la spiaggia, ma diciamo con strutture molto precarie, con questi carri da bagno che servivano da camerini. E poi teniamo presente che appunto i bagni si facevano per immersione, si stava lì un po' per avere il benefico effetto dell'aria e dell'acqua marina. E gli abbigliamenti delle signore erano abbigliamenti non certo sportivi diciamo adeguati a scoprire il corpo, ma anzi a coprirlo. Voi a sinistra vedete un abbigliamento di spiaggia, fine Ottocento, e a destra un abbigliamento da bagno, sempre fine Ottocento. È inutile commentarlo perché si parla da sé, ci sono dei calzari che non imbarcano acqua perché sono appunto calzari fatti da lunghe liste che fermano la suola alla caviglia e alla gamba, grandi fiocchi, grandi cose che adornavano e così via. Il Busetto Fisola quindi comincia a investire e già nell'86, pensate che potenza di fuoco economica era quest'uomo, si compra tutta la spiaggia che va da San Nicoletto, dal forte di San Nicolò, fino al forte delle Quattro Fontane. E quindi sbaraglia qualsiasi concorrenza. C'era un tale ebreo, un Leon, che aveva cercato di gareggiare, di proporre dei progetti al comune, ma il comune glieli fa ritirare perché l'altro gli compra la spiaggia. E quindi comincia a investire sulla spiaggia del Lido. È anche sfortunato, perché nel 59, con la seconda guerra d'indipendenza, gli fanno distruggere lo stabilimento balneare, che doveva essere scrupolosamente fatto in legno, perché gli austriaci non volevano delle postazioni fisse che potevano diventare, in caso di sbarco nemico, delle postazioni nemiche, e quindi avrebbero potuto attaccare Venezia. E quindi strutture in legno, amovibili, e nel 59 gliela vanno a demolire, ma lui la ricostruisce. Poi nel 69 sarà distrutta da un uragano e lui la ricostruisce. Ecco quindi le immagini di queste strutture in legno. Vedete, questo è il piazzale antistante l'accesso ai bagni. E abbiamo tutta una serie di casette che forniscono anche dei servizi medici. Non dimentichiamo che è sempre consigliata la balneazione per la salute. Questo invece lo vediamo l'accesso dalla parte del mare. C'è un lungo ponte sospeso perché la spiaggia, perché la sabbia dà fastidio, è considerata sporca. Ecco perché il titolo della mia conferenza, La scoperta della spiaggia, perché la spiaggia per molto tempo è stata negativa, impolverava, era un qualche cosa di scomodo, caldo quando era caldo, umido quando pioveva e così via.
Ecco perché questi primi stabilimenti constano di una parte che è verso la boscaglia, diciamo, questa parte sospesa, questa specie di ponte che consentiva di raggiungere lo stabilimento balneare vero e proprio che era sull'acqua, dove si snodavano tutti i camerini dove uno si poteva cambiare. Dai camerini si accedeva a una seconda terrazza parallela alla riva e tutte quelle scalette, in modo che si scendeva e poi si risaliva puliti senza toccare la spiaggia. Il corpo centrale era caratterizzato dai servizi, diciamo, ludici e anche di ristorazione. C'era il ristorante, che era una parte interna, una parte verso il mare, e poi c'erano tutta una serie di sale lettura, sale biliardo e così via. Ecco, questa per esempio è la sala interna in cui vediamo che ci sono delle signore che prendono il caffè, altri che leggono, altri che giocano. Che cosa c'era nei vari camerini? C'erano anche dei servizi, per esempio, di inalazione. Questo era uno di nebulizzazione dell'acqua marina, che veniva sparata a forza. In questo caso c'è un sasso, lì c'era invece una specie di palla dorata. Ma tutti questi servizi, queste diciamo belle esperienze del mare, di solito chi è che le faceva? Chi arrivava dalla mattina e ripartiva la sera. Cioè erano o dei foresti che da Venezia avevano l'albergo e venivano in giornata, o erano dei veneziani. Il Fisola, per garantirsi il ritorno a questo investimento che era non da poco, cerca anche di fornire dei servizi qualificati. Ad esempio, cerca di avere un farmacista buono, che è Zampironi, quello che ha inventato lo zampirone. Perché una delle cose che davano fastidio ai bagnanti erano i mussatti. Quindi anche il farmacista era importante. Ma soprattutto cerca di velocizzare i trasporti. Ha dei turisti o comunque dei curanti che sono pendolari, quindi garantisce un battello che ogni mezz'ora parta da San Marco, da San Zaccaria, e che ogni mezz'ora ritorni dal Lido a San Zaccaria. Non solo, ma poi fa un accordo con un imprenditore che gli faccia i tram. Questo poi dopo vede che non gli conviene perché voleva anche fare una birreria e invece l'accordo vanifica e il Fisola farà anche il tram. Il tram quindi garantirà un tipo di trasporto più veloce fra l'arrivo del piroscafo fino a Santa Maria Elisabetta. Questo comporta un avvicinamento della spiaggia di fatto alla Venezia e soprattutto un utilizzo della spiaggia assai e una confidenza maggiore, diciamo, con la spiaggia del Lido. Queste sono delle immagini che vorrei commentare con voi perché ci fanno capire, dunque questo è un turista evidentemente, che ci mostra tutte le fasi della fruizione del bagno al Lido. Si arriva da Venezia, si scende dal piroscafo e si trova, come vi dicevo, il tram. Sullo sfondo del tram noi vediamo anche la grande mole dell'Hotel del Lido, che è stato demolito poco tempo fa, e che ci aiuta a datare questo filmato. L'Hotel del Lido è costruito nel 1900 e quindi questo filmato è 1900-1901, qualche anno dopo. Dovete considerare che quegli abiti molto lunghi e quei grandi cappelloni furono usati fino alla Prima Guerra Mondiale, perché durante la Prima Guerra Mondiale le donne presero il posto degli uomini nei vari lavori e quindi accorciarono gli abiti che diventarono molto più corti, più snelli, più portabili, no? Ecco.
E qui invece abbiamo la vita sulla spiaggia. Sempre il nostro cronista, vedete che filma dei ragazzini che ormai hanno confidenza con la sabbia, quella sabbia che tanto si evitava. Questa bambina addirittura gioca con Rastrellino, e vediamo questi costumi da bagno che più che scoprire coprono, grandi cuffiette. Anche il sole è molto temuto, perché ancora la bellezza è vincolata al biancore, al pallore dell'incarnato. Quindi le donne si proteggono e così pure gli uomini, ma sono quelli che si scoprono di più, panzoni e anche le gambe, come quel signore a sinistra. Questo invece si copre accuratamente tutto il corpo. Questo è anche un bello spaccato della moda del tempo. Altro particolare che vi faccio osservare, il grande uso di salvagenti, proprio perché pochi sapevano nuotare. Uso di salvagenti e anche nell'acqua molte corde conficcate a dei pali, che io ricordo c'erano anche quando ero piccola, adesso non so se ci siano ancora. Queste sono le capanne che si snodavano ai lati del grande stabilimento bagni, che poi prima è Fisola e poi viene venduto e diventerà appunto di proprietà di genovesi, e poi alla fine passerà, ma molto più tardi, alla Ciga. Voi vedete quindi anche la confidenza con l'acqua sul bagnasciuga. Questo è l'albergo, il Grand Hotel del Lido, che è verso Venezia. È interessante perché nel 1900, in punto, diciamo, ci si preoccupa di creare ai due poli diversi del Gran Viale, quindi della asse che garantisce il collegamento fra la Venezia centro e la spiaggia, questo grande hotel del Lido e l'altro grande hotel, sempre del 1900, inizio 900, che è il Deben. Questo è il Deben. Il Deben che aveva anche il suo stabilimento balneare davanti, riproponendo quello che era il modello dell'andare a prendere il bagno, diciamo con i piedi puliti dalla sabbia, evitando la sabbia. E poi però cominciano a snodarsi tutte le capanne. Le capanne che inizialmente davanti, di fianco agli stabilimenti, sono abbastanza ordinate, ma poi si moltiplicheranno in maniera molto disordinata, con colori, fogge di varie e diverse, tant'è che poi il Comune interverrà per creare un regolamento dei capannisti, perché questi signori affittavano dei vari pezzi di lido, di spiaggia, e creavano capanne diverse. Invece poi intervengono, ma qui siamo ancora in un periodo seguente, e quindi si obbligheranno a avere una omogeneità anche nelle capanne. Questo potenziamento del bagno di mare avviene scientemente da parte della Fisola, perché utilizza vari medici e vari consigli medici, i quali teorizzano il benefico effetto dell'onda viva del mare. Allora diffonde a Venezia molti volantini dicendo che l'acqua di laguna sì, si sosteneva che facesse bene, però l'onda viva del mare ha un effetto tonificante sia per la circolazione che per i nervi, per le persone nervose. Quindi con questa pubblicità martellante riesce a fare in modo che siano talmente competitivi i bagni del Lido che guardate come si riduce il nostro stabilimento galleggiante. Praticamente si riduce ai minimi termini per poi sparire. In realtà, quando sparirà, dopo comparirà la piscina a Passoni sulle zattere, però sarà altra cosa, sarà una cosa fissa. Intanto, agli inizi del Novecento, comincia a diffondersi anche la pratica del nuoto. Una pratica del nuoto come pratica sportiva. E qui il nostro Lord Byron ha avuto un influsso alla grande. Lui, quando veniva a Venezia, appunto promuoveva delle competizioni
con i veneziani, addirittura faceva delle gare partendo dal Lido, arrivando fino alla stazione, spesso le vinceva perché era molto bravo. Ma qui dobbiamo soffermarci un attimo. Perché tutta questa passione per i bagni, per il mare, questa passione per questo tipo di pratiche? Ma nell'Ottocento si era affermato l'igienismo. Chi era Igea? L'igienismo deriva da Igea, cioè la dea figlia di Esculapio, sorella di Panacea, e dea che preservava la salute. E nel 1878 si forma una società di igiene a Milano con presidente Alfonso Corradi. Queste notizie sono importanti perché questa società non nasce dal nulla, ma nasce da quella che è la comune esigenza di avere delle nuove regole di comportamento, dei nuovi paradigmi, anche etici se vogliamo, che dettino la sana vita degli uomini, ma anche di tutte le età della vita. E appunto in questo tipo di argomento, su questo tipo di argomento, noi avremo il gran vate della igiene italiana, che si chiama Paolo Mantegazza, il quale pubblica una miriade di libri e di almanacchi igienico-popolari. Cioè i medici che si cimentano in questo settore, in questo campo, si preoccuperanno di diffondere informazioni e di far crescere una cultura igienica che accompagni tutta la vita di un uomo, dalla nascita, addirittura dal concepimento. Infatti, i suoi almanacchi si preoccupano anche dell'igiene dell'amore, dell'igiene della bellezza, dell'igiene delle famiglie, dell'igiene per prevenire le malattie e le epidemie. Insomma, noi assistiamo a un rovesciamento di quello che era il codice etico che per secoli era invalso e che aveva dettato le regole di comportamento delle persone della civiltà occidentale, che era un codice su parametri religiosi. Il nuovo codice che si sta affermando dall'800 a partire dal 900 si baserà su parametri che tendono a forgiare la vita sana. E attenzione, perché alle radici di questa volontà di creare l'uomo sano, la civiltà per eccellenza forte, ci saranno anche quelli che si svilupperanno come tendenze al razzismo, all'affermazione della razza, all'affermazione, al desiderio di forgiare delle razze che siano razze dominanti. Vi dico questo perché in realtà l'igienismo nasce come una tendenza alla vita sana e poi dopo però avrà questi eccessi che saranno degli eccessi anche ideologici che poi ritroveremo in epoca fascista. Ma non dobbiamo dimenticare che fin dal Settecento c'era stato un altro filone che era stato fondato da questo medico, dottor Richard Russell, un inglese importante che è vissuto fra il 1687 e il 1759, che si era occupato della TABE, cioè della tubercolosi ossea dei bambini, soprattutto i bambini poveri, che erano quelli poveretti che erano stati minati da una vita piena di stenti, di fame, e erano cresciuti in ambienti molto degradati. E lui aveva scoperto che i bagni di mare e il sole, l'aria e quindi le colonie marine che cominciano a nascere curavano questa scrofola o tubercolosi ossea, che era anche definita morbus regis, perché si pensava che il tocco del re potesse curarla. In realtà il termine scrofola deriva da scrofa, perché questi corpicini erano devastati da una specie di pustole decrescenze che erano simili a quelle proprio di alcune malattie delle scrofe dei suini, quindi pensate come erano devastati i loro corpi.
Questo è un altro aspetto della talassoterapia, più prettamente terapeutico, ma che si occupa anche di un tipo di terapia sociale, cioè che fa in modo che la buona borghesia, che sta lanciando lo sfruttamento industriale nell'Ottocento poi, sia anche quella che si pone il problema di un rimorso storico e di casta, diciamo, nei confronti del proletariato, cioè proprio di quegli operai sui quali fonda le sue fortune, che hanno solo la prole. E questa prole è pure malata. E quindi c'è questa tendenza a creare ospizi marini per cercare di guarire questi poveri bambini. E arriviamo a Venezia, questo lo riconoscete, no? Nel 1868, il 4 giugno, Giacinto Namias è presidente dell'Ateneo Veneto. È medico, è uno dei più quotati medici di Venezia, è un medico ebreo, è uno dei più ricchi e quotati medici di Venezia, e invita Giuseppe Barellai. Chi è Giuseppe Barellai? È il fondatore di molti ospizi marini in Italia. E lui viene in questa sala e non fa solo una relazione scientifica, ma viene e mostra un quadro che aveva commissionato al suo amico di prigionia, perché Barellai era stato fatto prigioniero dagli austriaci a Curtatone Montanara, era stato portato in una fortezza austriaca e aveva conosciuto questo Stefano Ussi. Il Barellai era medico a Firenze e a Santa Maria Nuova vedeva tanti di questi bambini scrofolosi. E un giorno nota questo bambino dalle fattezze, dai lineamenti molto fini, dai modi gentili ed educati che contrastavano con la sua condizione molto povera, e una volta lo incuriosisce il fatto che questo bambino educato ha una reazione violenta nei confronti degli infermieri che gli stanno rifacendo il letto, perché fanno cadere tutta una serie di fiori secchi. Bene, questo bambino aveva tutti quei fiori perché la sua mamma era talmente povera che ogni giorno che andava a trovarlo gli portava un fiore e lui li conservava. Ecco la sua reazione, quindi disperata, quando gli infermieri gli hanno buttato via tutti i fiori. E allora, commosso, il Barellai continua a raccontare che aveva chiesto al suo amico Stefano Ussi di fare il ritratto a questo bimbo, che era molto bello. E per fare il ritratto lo spostano davanti a una finestra e lo mettono davanti ad un altro bambino e vedono che si intreccia un dialogo di sguardi fra questi due poveri bambini sfortunati, finché la morte non interrompe questo. Quando il Barellai racconta, proponendo le immagini di questi bambini, e poi alla fine dice, commosso, dice: ma io ero disperato ogni volta che chiamavo i genitori di questi poveri bambini che erano destinati alla morte, dicevo loro di mandarli almeno a fare un po' di villeggiatura al mare, e questi si tiravano i capelli perché dicevano non abbiamo le possibilità. E allora invitava gli astanti a creare un comitato per appunto fondare un ospizio marino e per dare speranza a questi bambini con i bagni di mare. C'è un francese, un intellettuale francese famoso, Jules Michelet, che dice: che coraggio questo italiano, solo un italiano può avere il coraggio. Lui è uno scienziato, fa una relazione così e dice, e invece non ha paura del ridicolo nel parlare dei suoi sentimenti, però nota, dice: ma questa è una pioggia di lacrime e di petali, cioè questo uomo riesce a comunicare un tale senso di responsabilità e un tale accoramento che veramente riesce poi a creare gli ospizi marini. E infatti non passano 4 giorni che a Venezia, il 9 giugno 1868, qui, in questo Ateneo, si costituisce il comitato promotore dei bagni e ospizi marini per i poveri scrofolosi in Venezia. E il 6 luglio, quindi sprombattuto, 40 bimbi scrofolosi cominciano le loro cure quotidiane al Lido. Quindi cominciano i loro viaggi giornalieri, come la ricca borghesia, per andare al Lido. Eccoli. E
Giovanni Busetto Fisola cosa fa? Dà loro 2 tendoni a fianco del suo edificio balneare in modo che possano prendere i bagni e gli passa ogni giorno anche un pane e 2 uova. Ecco che comincia così la storia dell'ospizio marino, che sarà incrementato grazie anche a pesche di beneficenza, per esempio l'anno dopo ai giardinetti reali, e sarà costruito in legno dal Meduna e i bambini saranno posti al sole. E dove li metteranno? Perché Giovanni Busetto Fisola si rende conto che è stato generoso a dargli quei capannoni, ma che sono un brutto vedere, e allora gli darà un appezzamento di terra vicino all'attuale Excelsior, cioè lontano dai suoi bagni, in modo che siano non lontani dal cuore ma lontani dagli occhi, perché lui doveva fare gli affari con chi balneava, e balneava anche per diletto. E quindi ecco che questo edificio viene costruito nell'attuale via dell'Ospizio Marino, vicino al Casinò, quindi lontano dal suo stabilimento. E noi abbiamo, ecco, l'edificio che poi diventa nel 73 in pietra, e c'è ancora lo stabilimento in pietra, adesso sono appartamenti, e davanti voi vedete ci sono tutti i capannini sulla spiaggia, al di là della via, al di là della via Guglielmo Marconi, no? Mi pare che sia. Ecco quindi l'edificio che diventa in pietra, i mattoni, e poi c'è una promozione. Non dimentichiamo che noi non siamo gli inventori della pubblicità, dei manifesti, della promozione. In fundraising erano bravissimi, perché la filantropia otto-novecentesca ha fatto miracoli. Ecco quindi cartoline che si diffondevano per promuovere, per incrementare donazioni, ecco addirittura feste di beneficenza sulla spiaggia, ma questa fortuna dell'Ospizio Marino un po' viene bloccata da che cosa? C'è un imprenditore, si chiama Niccolò Spada, che nel 1905 sbarca al Lido, scopre l'area vicino all'Ospizio Marino e fa sorgere l'Hotel Excelsior. È un altro grande imprenditore che sta puntando su una società di bagnanti fissa, non più pendolari, ma sta puntando nell'offrire, nel creare un'offerta, come hanno fatto nelle grandi città come Vichy o come Montecatini, no? Nel fare in modo di attrarre dei turisti stabili. E ci riuscirà. Non dimentichiamo che Morte a Venezia noi ce l'abbiamo, perché appunto Thomas Mann è venuto a fare il turista stabile a Venezia, a Lido, scusate. E l'Hotel Excelsior nasce come nasce in realtà il The Ben, che è il Grand Hotel dei Bagni si chiama infatti, no? E l'Hotel Excelsior nasce con delle prestazioni che sono da Kursaal, cioè sono curative, e addirittura al piano terra ha tutta una serie di macchine svedesi e un reparto di fisiokinesiterapia che viene gestito da un medico, Giulio Ceresole, uno dei nostri medici dell'ospedale civile di Venezia. E la promozione della spiaggia, vedete, Venise le Lido, e sullo sfondo abbiamo, ormai è diventato un colosso l'Excelsior, ma guardiamo la parte bassa del manifesto. La plus belle plage du monde, stazione climatica e balneare in primavera e autunno. Clima senza variazioni di temperatura né vento violento. Brise de mer tamisée, tonifiante, arietta di mare tonificante, excitation massimo 28 gradi. Cioè non ci sono grandi escursioni termiche. E poi abbiamo tutti gli hotel. E nasce questa società di bagnanti dedita al piacere e ai giochi sulla spiaggia. E ci sarà questa promozione che appunto promuove la salute sull'acqua, con queste donnine che appunto dimostrano tutta la loro bellezza
e la loro anche prestanza fisica. Ma ci saranno anche tutte le donne della noblesse italiana che vengono a sfilare e grandi testate italiane che dedicano alla spiaggia del Lido le loro prime pagine. Ancora il famoso pigiama, cioè questi abiti da spiaggia, pigiami leggeri che fanno traspirare la pelle, e elegantissime capanne. E poi i giochi. La spiaggia si attrezza per giochi e per sport, e così anche l'acqua si attrezza. Siamo sempre davanti all'Excelsior, come potete vedere. Ma poi soprattutto l'Excelsior dobbiamo tenere presente che è l'unico albergo che sorge direttamente sul Lido, sulla spiaggia. Tant'è che si dota ad esempio di campi per il lawn tennis, cioè per la tennis, proprio dietro alle capanne. Poi saranno rimossi e il circolo del tennis sarà collocato dietro. Voi vedete, addirittura vicino all'Excelsior saranno fatte delle montagne russe, un parco di divertimenti eccezionale che però viene smobilitato durante la Prima Guerra Mondiale. E poi più avanti invece, in epoca già negli anni 30, ci sarà fatto il Luna Park, che è nel sito dove attualmente c'è il Luna Park, ancora è rimasto. Ma questi luoghi vengono dotati anche di teatri. Non dimentichiamo che fra i consigli medici di Paolo Mantegazza c'era quello di andare a passare la villeggiatura, le vacanze al mare, e c'era la prescrizione di ballare, di divertirsi, di andare a teatro. Quindi diciamo che era tutto un contorno di prestazioni che questi grandi hotel dovevano fornire, ma non solo, perché ad esempio questo teatro all'aperto era fornito in zona Boschetto verso la Favorita, cioè era tutto un fiorire di vari servizi per il divertimento, che poi in realtà non fanno che precedere quello che nel 1932 sarà la mostra del cinema, che guarda caso sarà sulla spiaggia all'inizio, mentre ai bagni, nei bagni centrali, quelli che sono alla fine di Viale Santa Maria di Elisabetta, c'era addirittura un cinema sull'acqua. Qui siamo negli anni 50 e alla fine si arriverà poi al Casino, che viene concesso in epoca fascista, sarà uno dei 3 casinò italiani, che viene concesso a Venezia perché con gli introiti si faccia la prima legge speciale per Venezia, cioè si restauri la città. E il Casino viene eretto appunto assieme al Palazzo del Cinema in quell'epoca appunto del ventennio fascista. Addirittura il Casino viene realizzato in 8 mesi da Eugenio Miozzi. Questo per farvi capire come attorno alla pratica terapeutica dei bagni, attorno alla scoperta della spiaggia, ci sia in realtà la creazione di una ville loisir che consta di vari nuovi chance di sviluppo, che sono quello del cinema, quello del gioco del Casino e soprattutto quello della promozione di Venezia, che ha da una parte il Lido, da una parte la città storica, cioè non la dimentica, e poi ci sarà Porto Marghera invece, che la rilancerà come porto industriale. Questo è lo sviluppo finale della Excelsior, che ovviamente mal tollerava la presenza di questi poveri bambini scrofolosi che erano lì vicini. E allora come si fa? Beh, non si può allontanarli, si cerca di fare un'offerta a cui non si può dire di no. La gestione dell'ospizio era privata, c'erano dei patroni che venivano nominati da tutte le province venete, infatti si chiamava Ospizio Marino Veneto perché i bambini con la scrofola erano di tutte le province dell'entroterra e quindi tutte le province avevano contribuito a creare l'ospizio marino e avevano degli sconti per mandare i loro poveri bambini che si curavano lì. Allora cosa fa la Ciga, cioè prima Niccolò Spada, ma poi la Ciga, fanno un'offerta a cui i patroni dell'ospizio non possono opporsi.
cioè gli offrono 50.000 metri quadrati di spiaggia dall'altra parte, ancora lontani dagli occhi ma non dal cuore. E questa volta, dopo la prima guerra mondiale, perché durante la guerra mondiale deve chiudere l'ospizio marino, dopo la prima guerra mondiale ecco che accettano di trasferirsi dal posto dove erano alla nuova sede, che è l'attuale sede dell'Ospedale al Mare. I due fondatori, Giuseppe Barellai e Raffaello Levi, sono ricordati con due lapidi che vengono trasportate nella nuova sede, dove ci sarà un Spandri, che è questo ingegnere pratico di edilizia sanitaria, che comincerà a creare questi grandi nuovi padiglioni. Vedete il padiglione comuni, sono padiglioni all'avanguardia, forniti di ampie finestre, di terrazze. Poi la lavanderia, i servizi soprattutto serviranno, ci sarà la cella mortuaria, ci sarà il padiglione per esempio per la cella mortuaria, la vedete a destra, e il padiglione per esempio isolamento, perché i bambini tante volte arrivano, possono avere malattie esantematiche, ma soprattutto quello che è importante è che il nuovo ospizio marino si snoda sulla spiaggia e non può più fare a meno della spiaggia. L'isola d'oro del Lido sarà chiamata così proprio perché c'è questa consapevolezza del valore della spiaggia. E vediamo come poi si svilupperà anche appunto sempre con nuovi padiglioni, dal 21 fino al 38. Che cosa si faceva? Si curavano con questi poveri bambini. Guardate, la scienza si sviluppa e grazie all'alimentazione buona, al sole e anche però ai gessi che li raddrizzano. Voi vedete, questi sono dei casi, a sinistra il bambino come viene, poi i gessi e il modo in cui viene trattato, e anzi a destra come arriva e a sinistra come si raddrizza. Vedete anche quest'altro bambino centrale e ancora quel bimbo addirittura non riusciva neanche a stare seduto, e finalmente con terapie però con posizioni lunghe, perché vedete 13 mesi di cura, 25 mesi di cura, kinesiterapia, quindi sono cure lunghe e faticose, però danno i loro esiti. E i loro esiti noi li vediamo in questo piccolo filmato che viene commissionato proprio dall'Ospedale al Mare. I grandissimi Ospedali del Mare occupano un'area vastissima in una delle più belle e più ridenti zone del Lido. I numerosi edifici, costruiti secondo i più recenti dettami della scienza, accolgono diverse categorie di malati che vi sono amorevolmente assistiti e meravigliosamente curati. In grandissimo conto è tenuta l'elioterapia ed appositi padiglioni con vaste verande ospitano coloro che ai benefici raggi del bel sole d'Italia possono ritemprare le forze o riacquistare la salute. Tutte le perfezioni, tutti i più moderni ritrovati della scienza medica e chirurgica sono stati introdotti in questo istituto che può a buon diritto tenere il vanto di un vero modello del genere. L'Ospedale del Mare al Lido di Venezia è senza dubbio una delle opere più belle e più grandi che il regime abbia compiuto nel campo dell'assistenza sociale. Sono importanti anche le cucine, avevano anche i loro animali, una parte sul retro in cui tenevano anche le api e alcuni animali per la cucina, per le uova. Venivano da tutta Italia e anche dalla Svizzera all'Ospedale al Mare. La chiesetta, come potete vedere, che è la chiesetta Liberty, adesso purtroppo è in assoluto degrado. Guardate l'uso della spiaggia, l'uso della sabbia per intrattenere i bambini. Quel piccolo che sventola la bandiera.
le suore erano una parte importante del personale. Questo è un filmato dell'Istituto Luce, ovviamente, lo vedete. Ecco, finisce qui. Ecco, voi avete visto quindi una giornata all'ospedale al mare e questi sono degli altri manifesti pubblicitari che promuovono tutti i tipi di terapia. Voi vedete che c'è ancora una preponderante presenza di bambini. In realtà dopo la Prima Guerra Mondiale è vero che vengono, dopo il 21, quando si costruiscono i primi edifici, vengono accolti i bambini e vengono anche accolti quelli i rachitici, dell'osservatorio rachitici che era a Santa Margherita. Ma dopo la Prima Guerra Mondiale arrivano anche molti giovani che sono stati devastati dai gas, dalle esperienze della guerra, e quindi l'ospedale si apre ad accogliere anche le diverse età della vita. Ecco quindi che noi abbiamo altri manifesti. Guardate quella bambina con le... vedete che ha delle cuffie? Perché negli anni 30 creano anche un centro radiofonico per divertire un po' i bambini, per fargli sentire la musica. L'avevamo vista anche nella prima slide che riguardava i bambini sulla spiaggia, non so se l'ho fatto notare, c'era appunto uno di quei primi grammofoni a tromba. Ecco, in questo caso invece il fascio fa costruire un impianto radiofonico perché dal teatro facevano la scuola e facevano anche andare musica e delle piccole commedie per divertire questi bambini, perché stavano allettati molti mesi all'anno e quindi poveretti si cercava di confortarli. Ecco perché importante sono quelle cuffie. Poi vedete la ginnastica. Ecco, la ginnastica è un altro dei miti dell'epoca fascista che ci arriva dall'Ottocento, sempre da quel filone dell'igienismo, e che poi nell'epoca fascista diventa invece un must per l'affermazione della razza. E quindi si passa dai bambini ai giovani, ai maturi, alle persone più mature, e l'ospedale al mare cresce proprio come una vera e propria città nel sole e per la cura. Queste sono altre immagini. Ecco, vedete come cambiano anche l'età dei frequentatori dell'ospedale, e queste sono le immagini che ci danno l'idea di quanti siano stati ricoverati dal 1868 al 1933, 11.799 guariti, 307 morti, 81.000 migliorati. E qua a destra voi potete avere l'idea di come provenissero da tutte le diverse città italiane, per un totale di ricoverati, quindi di presenze, nel 1931, presenze quindi non numero di ricoverati ma numero di giornate, di 337.448 giornate. Quindi una fabbrica per la salute di tutto rilievo, in cui spazio era andato anche al teatro. Questo è l'edificio del Teatro Marinoni, questo è l'interno, ve lo faccio vedere perché è importante come presenza e anche come funzione nella terapia. Un edificio fra l'altro molto bello, in cui Cherubini ha l'incarico di affrescarlo e ricalca un po' i temi di tutte le grandi ville d'eau, le città termali. Questo bel soffitto che cosa ci racconta? Che la filantropia, la vedete lì sulle nuvole, affida a Nettuno la cura di tanti bambini con le gioie del mare. Questa è la particolare della filantropia, questo è il particolare di Nettuno, che appunto ha questi bambini scatenati perché sono sani, hanno recuperato la salute, sul mare, grazie alle cure con l'acqua di mare e anche grazie alle cure con la sabbia. Ma questa è la vena poetica di un artista.
No, nel frattempo c'è un grande scienziato, si chiama Giulio Ceresole, era quello che vi dicevo, dirigeva lo stabilimento fisio-kinesi-terapico al piano terra dell'Excelsior. Bene, lui è un primario del civile e creerà proprio all'ospedale al mare la prima scuola italiana di talassoterapia. Non solo, ma in questo libretto, La spiaggia del Lido, del 1928, racconta le peculiarità a laboratorio della spiaggia del Lido, che è unica. O meglio, c'è solo simile a grado, perché deriva dall'incontro dei sedimenti del Piave con la forza e le acque dell'Adriatico, che triturano questi sedimenti che arrivano fin dalle Dolomiti. Hanno anche una piccola percentuale radioattiva, ma piccola, e non sono né granulose come le spiagge, le sabbie del nord Europa, né polverose come quelle da Rimini in giù, quindi mediterranee. Sono uniche perché hanno il 50% di solidità e il 50% di aria. E questo consente loro, quando si fanno le sabbiature, di rilasciare lentamente il calore e quindi di avere un effetto estremamente benefico. Il Ceresole sarà un teorico non solo della sabbia, ma anche del clima marino verso il lido sulla spiaggia e del clima invece più temperato verso la laguna. E quindi in questo suo libretto promuoverà veramente quelle che sono tutte le possibilità terapeutiche del lido. E queste sono delle immagini non pubblicitarie, ma di questo suo libro, che spiega come si deve fare il bagno d'aria, aria salsa, il bagno di sabbia, quindi la sabbiatura, il bagno di sole in barca. Quindi questi sono dei testi scientifici, vedete la spiaggia del Lido a sinistra, il trattato italiano di talassoterapia. Nel 30 nasce appunto al Lido di Venezia la scuola italiana di talassoterapia, che poi avrà delle altre sedi a Grado, a Rimini e così via. Cioè Venezia diventerà un riferimento per la talassoterapia e per la psammatoterapia, cioè la cura con le sabbiature, e si creerà questo primo edificio per le sabbiature. Poi ci saranno addirittura delle promozioni anche pubblicitarie in diverse lingue, vedete, e la parte inferiore del manifesto, ecco che è esplicita: sabbiature al Lido di Venezia, Cour des Sables, Sainte-Cour e così via, tutti anche i riferimenti per tutte le prestazioni che vengono fornite. Quindi un grande successo per il Lido e per questi suoi avelli di sabbia, che purtroppo adesso sono ridotti così. Una risorsa che è sprecata, mentre invece la vicino Grado sta puntando ancora sulle sabbiature. Queste sono le immagini del Lido e di come era cresciuta la città nel sole sulla spiaggia, grazie alla scoperta e alla valorizzazione della spiaggia, tant'è che nel 1955, a fronte di posti letto 1400, c'era una media di 10.000 ricoverati l'anno e presenze annue 450.000, 33 fabbricati, superficie di spiaggia 50.000, quella che appunto la CIGA aveva donato all'Ospizio Marino Veneto. Ma tornando, perché siamo ridotti così? Allora dobbiamo un attimo di nuovo collocarci nella storia. Nella storia c'erano stati dei grandi progressi della medicina. Louis Pasteur aveva scoperto il vaccino contro la rabbia, c'era stato Koch che aveva inventato la microscopia, quindi si era pensato che la lotta alle malattie dalle luoghi naturali, dal rapporto con la natura, potesse passare nei laboratori. E Alexander Fleming addirittura con la scoperta della penicillina aveva trovato come debellare proprio alcune malattie come la tubercolosi, che aveva fatto creare un po' dovunque dei dispensari celtici, oppure come la stessa anche malattia della scrofola. E da queste scoperte, da questa fiducia nel farmaco, deriva il grande boom
dopo la seconda guerra mondiale, che è il boom e la fiducia nel farmaco. Quindi la dismissione naturale di tutti i luoghi di cura a contatto con la natura. Voi ricorderete la figura di Sordi, che era l'emblema, la quintessenza del medico che prescriveva e rispondeva a un consumismo farmacologico, no? e rispondendo e dando migliaia di prescrizioni. Questo che cosa comportò? Comportò l'abbandono e la sfiducia, per esempio, in alcuni tipi di terapia, come quella della nostra piscina con acqua salsa e delle nostre strutture dell'ospedale al mare, che dal 2004 vengono, diciamo così, depresse, anche se vi erano molti accessi, perché la fisioterapia in acqua, la riabilitazione sono importanti, soprattutto in acqua salsa, e la nostra piscina è l'unica piscina pubblica con acqua salsa di queste dimensioni, quindi era importante che venisse mantenuta. Però c'è stata anche la modifica, la trasformazione di tutti gli ospedali. L'ospedale al mare da privato è diventato pubblico e da pubblico ha seguito le vicende delle USL, è stato liquidato e purtroppo adesso versa in queste condizioni. Voi sapete che vi sono state molte polemiche, è stata profanata la chiesetta, sono stati violati tutti questi spazi, e ancora perché, tornando all'inizio che è anche la fine della nostra relazione, ha la grande sfortuna di avere un patrimonio ambientale meraviglioso, quella spiaggia dalla quale era nato. E quella spiaggia, proprio per l'abbandono di questi anni, che vedete è enorme, 50.000 metri quadrati, grazie all'abbandono si è ripopolata di una flora e di una fauna che erano originarie, il frattino per esempio, e quindi è diventata di nuovo, ha riproposto quell'immagine che era tanto cara a Lord Byron, che voleva essere sepolto sotto quelle dune, appunto con la scritta Byron implora pace. Ebbene, ma questa spiaggia si auspica che venga valorizzata, non certo per 2 resort, fortunatamente è caduta la proposta di fare 2 resort abbattendo tutto l'ospedale al mare, perché grazie alla ricerca storica e ai documenti storici si è visto che questi sono dei documenti, delle presenze monumentali che testimoniano il nostro passato. Quindi probabilmente adesso c'è questo tedesco, Frank Gotthard, che vuole restituire alla città un quartiere, cioè restaurare lasciando così come erano questi edifici. E soprattutto quello che si auspica, che sarebbe importante, è che non venissero toccate queste risorse ambientali, questa fauna meravigliosa e questa spiaggia che è di fatto un bene comune anche per i cuccioli d'uomo che sono abituati ormai a frequentarla. Grazie.